Successi e medaglie possono trarre in inganno. Dietro gli ori di Federica Pellegrini su tutti e i numeri positivi in termini di praticanti, anche il mondo del nuoto ha i suoi grattacapi. Più che la disciplina in sé, le ombre provengono dai luoghi dove si svolge, le piscine. E non per carenza, ma per sovrabbondanza. A Preganziol, associazioni sportive e gestori degli impianti a convegno per denunciare il problema. In sostanza, dicono, le piscine sono troppe. 100 in Veneto quelle iscritte alla Federazione Italiana Nuoto, di fatto molte di più contando tutti gli impianti. In media una piscina ogni 10.000 abitanti. Nella zona di Treviso, ad esempio, si contano 23 strutture su un bacino di meno di 200.000 abitanti. Un'offerta ricca non può che essere un vantaggio, si direbbe, e invece no, ed il motivo è principalmente economico. Le tariffe delle piscine sono rimaste bloccate in questi 10 anni, mentre i costi di gestione sono progressivamente aumentati. Il fenomeno più evidente degli ultimi anni è l'incremento del costo dell'acqua. In alcuni casi i costi di gestione sono aumentati di ben 5 volte negli ultimi 10 anni, mentre si sono quasi azzerati i contributi pubblici, anche se, ricordano i gestori, gli impianti sono quasi sempre di proprietà dei comuni, col risultato che le manutenzioni straordinarie vengono posticipate e per un impianto su 3 il rischio chiusura non è così lontano. La soluzione è riaprire i rubinetti dei contributi da un lato e razionalizzare gli impianti esistenti dall'altro, evitando infine di costruire nuove piscine. Si parla di promuovere lo sport per consolidare stili di vita sani, ma se gli impianti sportivi sono in grado di sostenersi sempre meno e rischiano di comprimere la loro attività, e si chiede che sia sempre il mondo dello sport a sostenere la promozione sportiva, le società sportive non hanno risorse per continuare a finanziare tutto.